Chiudiamo con Giuliano Fogliani, l'erba del vicino, partendo proprio da un allarme lanciato in questo caso dalla CGA di Mestre, che dice: qui in Italia l'IVA introdotta 40 anni fa è sempre cresciuta. Allora queste imprese oramai sono sempre più decise a orientarsi verso la carinzia, giusto? Assolutamente sì. Per poter lavorare, perché Che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo in Veneto? Quest'ultimo mese i dati di maggio portano a dire che moltissime aziende sono state costrette a ricorrere all'articolo 182. Cosa vuol dire? Che possono ricorrere ai pagamenti dei fornitori al 30-40% e alle banche al 50%. Cosa succede? Un effetto domino che travolge aziende e fornitori a ruota. Quindi in pratica le aziende non riescono più a pagare i fornitori rispetto anche a un anno fa, 2 anni fa? Sì. Ce la fanno sempre meno, perché qualcuno magari sempre non poteva pagare, no? Però adesso il discorso si allarga a macchia d'olio. Sì. È una tragedia, quindi. Abbastanza. È il mondo politico che sta facendo? Il mondo politico deve occuparsi di questa questione e non solo, deve anche pensare alle case per le giovani coppie, all'edilizia popolare, deve occuparsi di moltissime cose per far risanare l'economia e le famiglie nel nostro territorio. Grazie a Giuliano Fogliani, grazie a voi per l'attenzione. Passo la linea a Pordenone, la direttrice Anna Zoldana.